الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Procediamo inshallah con la storia di Yusuf alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam. E come abbiamo detto, la storia di Yusuf è un tafsir della Surat Yusuf, e Allah subhanahu wa ta'ala ci ha citato la storia nei suoi dettagli. Siamo arrivati a quando Allah subhanahu wa ta'ala rende Yusuf alayhi salam il capo dell'Egitto, il governo dell'Egitto, diventa l'Aziz, il ministro che gestisce il paese. E dopo che ha interpretato il sogno del re, che ci saranno 7 anni fertili e 7 anni di carestia. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dice Allah Azza wa Jal: e vennero i fratelli di Yusuf ed entrarono da lui. Lui li riconobbe, ma loro non lo riconobbero. E come potevano riconoscerlo quando l'hanno lasciato molti anni prima, da bambino, nelle profondità di un pozzo? Come poteva passare per la loro testa che sarebbe stato il ministro che governa il paese dell'Egitto? Quando preparò per loro il rifornimento, abbiamo detto che il motivo per cui i fratelli di Yusuf sono venuti da Yusuf è che Yusuf, dato che ha predetto i 7 anni di difficoltà, di carestia, si è preparato raccogliendo quello che poteva nei 7 anni fertili. Quindi i paesi intorno all'Egitto, quando hanno avuto bisogno di rifornimento di grano o di cibo, venivano in Egitto a comprarlo per il fatto che l'Egitto col suo ministro si era preparato e aveva riempito le sue provviste con ciò che serviva per questi anni qui. Quindi in necessità sono andati con la loro merce, con quello che avevano, per comprare i rifornimenti di cibo che servivano alla loro tribù. Quando li preparò con i rifornimenti, col grano, eccetera, eccetera, come fa a qualsiasi persona, ogni persona che veniva aveva il rifornimento che portava un ba'ir, una bestia, o un mulo o un cammello, quello che è. Per ogni persona che veniva dava il rifornimento ad uno. Disse: "I'tuni bi akhin lakum min abikum", disse loro: portatemi vostro fratello da vostro padre, perché Yusuf alayhi salam, quando gli diede ciò che gli ha dato, cominciò a chiedere della loro situazione: chi siete, da dove venite, quanti siete, e chiese della loro famiglia. Yusuf sapeva chi erano e quindi fece queste domande, e loro dissero: eravamo 12 fratelli, uno se n'è andato via ed è rimasto suo fratello da entrambi i genitori, perché Yusuf e Benjamin
erano fratelli da unica madre, mentre gli altri erano fratelli da loro padre, da suo padre Yaqub alayhi salam, ma da madri diverse. Dissero: eravamo 12, uno se n'è andato ed è rimasto il suo shaqiq, cioè il suo fratello da madre, è rimasto dal nostro padre. Allora disse Yusuf: se venite il prossimo anno, portatelo con voi. Ala tarawna anni ufi il-kayla wa ana khairul munzilin. Vi ho trattato bene, vi ho rifornito per bene, vi ho ospitato per bene. Quindi li ha raccomandato, invitato a portare con loro anche il fratello e li impaurì anche, li minacciò. Disse: fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wa la taqrabun. E se non lo portate, non avrete da me né cibo né rifornimento, e non avvicinatevi a me. Dissero: sanurawidu anhu abah. Dissero: cercheremo di convincere suo padre, cercheremo il prossimo anno, quando veniamo, di convincere suo padre a lasciarlo venire con noi. Wa inna la fa'ilun, e ce la faremo. Quando se ne andarono, Yusuf alayhi salam disse ai suoi servi: ij'alu bida'atahum fi rihalihim. La merce che hanno portato per comprare i rifornimenti, rimettetela nelle loro bisacce, nelle loro provviste, così la ritrovano quando se ne tornano nel loro paese. Loro avranno portato, Allahu a'lam, spezie, ferro, pelli, quello una volta, adesso trattiamo coi soldi, una volta si trattava con il baratto. Lui ha detto: quello con cui hanno comprato i rifornimenti, rimettetelo nelle loro provviste, chissà che, come dicono nel tafsir, chissà che tornino, oppure che il prossimo anno abbiano con cosa comprare la merce. Come dice Ibn Kathir, forse Yusuf alayhi salam aveva paura che l'anno successivo i suoi fratelli non avessero qualcosa con cui venire a comprare il rifornimento. Oppure, come dice Ibn Kathir, si è vergognato di prendere un ricambio per il rifornimento di cibo, e loro sono la sua famiglia, e la tribù è la famiglia di suo padre, e quindi non l'ha preso. Oppure ha ridato indietro le provviste, chissà che tornino subito, tornano al loro paese, trovano che le loro provviste sono ancora lì, allora tornino subito per riportarla a Yusuf. Allahu Azza wa Jalla ala wa ala. Dice Allah Azza wa Jalla: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Quando tornarono da loro padre, dissero: o nostro padre, muni'a minna al-kayl, ci è stato vietato il rifornimento per il prossimo anno, se non portiamo con noi nostro fratello. Come ha detto Yusuf alayhi salam: se non portate con voi vostro fratello, non avrete il rifornimento. Disse Yaqub alayhi salam: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. Volete che mi fidi di voi, che vi affidi questo mio figlio Binyamin, così come vi ho affidato Yusuf prima di lui? فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
Allah è il migliore dei protettori ed è il più misericordioso di tutti i misericordiosi, subhanahu wa ta'ala. Allahu khayrun hafidh. Fi Surat Yusuf, in diverse ayat, ci sono alcune ayat di Surat Yusuf che sono molto importanti, subhanallah. E molte di queste ayat sono diventate anche molto usate nella lingua dei muslimin, come Sabrun Jamil, Allahu al-Musta'an. E anche questa parola, Fallahu khayrun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah Azza wa Jal è il migliore dei protettori ed è il più misericordioso fra i misericordiosi, subhanahu wa ta'ala. Chi lo protegge Allah Azza wa Jal, nessun male lo può toccare. Che sia, qualsiasi sia questo male, grande o piccolo. وإذا لا إله إلا الله وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان كما قيل والله عز وجل يحفظ من يشاء. الله عز وجل protegge chi vuole. طيب, quando disse questo, i fratelli aprirono le loro provviste o i loro bagagli. Quando li aprirono, trovarono la loro merce che è stata ridata a loro. Dissero: "Oh nostro padre, cosa vogliamo? Questa è la nostra merce che ci è stata ridata e portiamo i rifornimenti per la nostra famiglia e proteggiamo il nostro fratello e aumentiamo il rifornimento di un altro di quantità, un altro peso di cammello, perché per ogni uomo dava un peso di cammello, di quello che portava un cammello. Se portiamo il nostro fratello avremo un peso in più di rifornimenti. Dhalika kaylun yasir, come per dire che questa è una compravendita conveniente. Portiamo il nostro fratello, ci sono stati ridati la merce della volta scorsa, portiamo i rifornimenti per la nostra famiglia e aggiungiamo un peso in più di rifornimenti. Cosa disse Yaqub alayhi salam? Disse: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Disse Yaqub alayhi salam: non lo manderò con voi finché non mi date un patto, un giuramento per Allah che lo riporterete indietro, a meno che non veniate circondati, cioè tutti quanti veniate sottomessi, circondati, che non potete riportarlo. Se no mi date il vostro patto, la vostra parola, che me lo riporterete indietro. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ, quando i fratelli diedero la loro parola, disse Yaqub: Allahu ala ma naqul wakil. Allah subhanahu wa ta'ala è testimone di quello che abbiamo, quello su cui ci siamo accordati. E disse Yaqub: o figlioli, non entrate da un'unica porta, andate in 11 persone
non entrate da un'unica porta, se arrivate alla città, non entrate da un'unica porta, ma entrate da diverse porte, dividetevi tra le porte della città. Perché ha detto questo Yaqub alayhi salam? Dice per l'ain, il malocchio. Perché, come riferisce Ibn Kathir, rahimahullah, i figli di Yaqub erano belli, forti, e vederli tutti insieme, questi fratelli insieme, rischiano di essere colpiti dall'ain, dal malocchio. E questa cosa del malocchio è una delle cose su cui c'è chi non ci crede, anche fra i muslimin. C'è chi non ci crede, nonostante il profeta sallallahu alaihi wasallam disse l'ain haqq, l'ain è un haqq, è una verità. Nel hadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam, l'ain, il malocchio, porta la persona sana di mente a buttarsi dall'alto della montagna. L'ain. E abbiamo molti athar tragici dei Sahaba radiyallahu ta'ala anhum al tempo del Rasul sallallahu alaihi wasallam per quanto riguarda il malocchio. Cos'è il malocchio? Come dice Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, sono come delle frecce invisibili che escono dagli occhi della persona e colpiscono una persona quando non dici Allahumma barik. Ad esempio, passa una persona bella e dici guarda che bello quello, o guarda che bianco quello, o guarda che... e colpisci quel malocchio questa persona. E le persone sono diverse nell'essere colpite dal malocchio. Ci sono persone che facilmente vengono colpiti dal malocchio. Per questo motivo il muslim deve essere sempre protetto con la sua salah, con il Quran, con il dhikr, adhkar al-sabah, il dhikr del mattino e della sera. La persona deve essere protetta. Chiaro? Quindi Yaqub alayhi salam ha avuto paura per questo e Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. La persona fa sabab, poi quello che vuole fare Allah subhanahu wa ta'ala, quello che decreta Allah azza wa jal, quello che destina Allah subhanahu wa ta'ala succede. E Allah azza wa jal, a lui appartiene ogni decisione azza wa jal. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Su di lui mi appoggio e su di lui che si appoggino al-mutawakkilun. Questa è una caratteristica dei mu'minin che fanno tawakkul su di Allah tabaraka wa ta'ala. Questa è stata la raccomandazione di Yaqub alayhi salam ai suoi figli. Quindi Yaqub alayhi salam fu costretto a mandare suo figlio con i fratelli. Dice Ibn Kathir rahimahullah: ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأقدار لها أحكام والرب تعالى يقدر ما يشاء ويختار ما يريد ويحكم ما يشاء هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. Dice Ibn Kathir rahimahullah, ha riportato la parola di Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah, che il fatto che Yaqub alayhi salam ha detto ai suoi figli non entrate da un'unica porta ma dividetevi fra le porte è per un altro motivo. Vediamo se qualcuno di voi lo sa o ci arriva. Perché? No, perché non avevano colpe, non è che andavano nascosti. Perché? طيب ما هي هذه الحكمة؟ Per cercare notizie di Yusuf, dividetevi tra le porte e chiedete, cercate se avete notizie di vostro fratello Yusuf alayhi salam. Perché nonostante gli anni sono passati, Yaqub alayhi salam non ha perso le speranze di ritrovare suo figlio. Chiaro? طيب. Dice Allah azza wa jal: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Quando entrarono da Yusuf, da loro fratello, Yusuf avvicinò a sé suo fratello Beniamin e disse: Inni ana akhuk, io sono tuo fratello, fala tabta'is bima kanu ya'malun, non rattristarti per quello che hanno fatto. Quindi prima cosa che fece Yusuf, quando arrivarono i suoi fratelli, avvicinò Beniamin, il più piccolo, lo avvicinò e si presentò, disse: io sono Yusuf, sono tuo fratello, e non rimanerci male per quello che hanno fatto. Poi Yusuf alayhi salam ha tramato adesso per lasciare suo fratello con lui, come vedremo. Dice Allah Azza wa Jal: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Quando li preparò le loro provviste con il rifornimento e il cibo come l'anno precedente, mise la coppa del re, la coppa dell'Aziz o del re. Qua dice Suwa' al-Malik, la coppa del re. Dice Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayh: وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام عن غرته. Qua dice che Yusuf ha ordinato di mettere la sua coppa, anche se nel Coran dice la coppa del re. Se era la coppa di Yusuf alayhi salam o quella del re, Allahu a'lam. Comunque prese questa coppa e la mise nelle provviste di loro fratello piccolo, di Beniamin, la nascose. Poi chiamò uno di quelli che annunciano, gli annunciatori: Ayyatuha al-'iru innakum lasariqun. O voi carovana, in senso i fratelli, siete dei ladri. Dice Allah Azza wa Jal: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Dissero e arrivarono da loro: cosa perdete? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Dissero: abbiamo perso la coppa del re, e chi ce la porta avrà un peso in più, una quantità in peso in più di rifornimento, e sarà fra gli avvicinati al re. Dissero: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Dissero: Tallahi, per Allah, voi sapete che non siamo venuti per rovinare nella terra, per compiere ingiustizie, e che non siamo dei ladri. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Dissero: e quale sarà la punizione se state mentendo? Dite che non avete rubato, qual è la punizione se invece scopriamo che siete dei bugiardi e che avete rubato voi, o uno di voi ha rubato la coppa del re? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Dissero, qual è la punizione se siete dei bugiardi? Dissero i fratelli, la sua punizione è che lui venga preso al posto di ciò che ha rubato. Hanno applicato, guarda la hikmah di Allah Azza wa Jal, e lo dirà adesso. Allah Azza wa Jal ha voluto che per Yusuf alayhi salam voleva far rimanere suo fratello e Allah subhanahu wa ta'ala l'ha guidato a questo. Guarda come Yusuf alayhi salam, se c'era un ladro lì, aveva l'obbligo di giudicarlo secondo la legge dell'Egitto, ma Allah Azza wa Jal ha fatto in modo che venga giudicato con la legge di Yaqub alayhi salam, col suo shara'. E la sua legge diceva che quello che rubava veniva preso lui per punizione per aver rubato. لذلك قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ذلك الإنسان جزاء ما سرق أو جزاء سرقته. Dice, cominciò con le provviste dei suoi fratelli prima delle provviste di suo fratello piccolo, e questo per togliere non far venire il dubbio che è stato tutto tramato. Poi ha estratto la coppa dalle provviste del fratello e così la sorpresa, la coppa rubata venne tirata fuori dalle provviste di Beniamin, del fratello giovane di Yusuf alayhi salam. Dice Allah Azza wa Jal, كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف, così abbiamo tramato per Yusuf. Allah Azza wa Jal che ha tramato subhanahu wa ta'ala. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Allah Azza dice sopra questa, sopra ogni sapiente, sopra ogni persona che ha sapienza, c'è un sapiente, subhanahu wa ta'ala. Dissero i fratelli, se questo ha rubato, significa che ha rubato un fratello prima di lui, cioè che è una cosa di fratelli. Dissero questa parola, dice Ibn Kathir, come riportato nei libri di Ahlul Kitab, hanno ricordato qualcosa che era successo a Yusuf alayhi salam nella sua infanzia. Allahu Azza wa Jalla a'lam. Se ha rubato significa che ha rubato un fratello prima di lui. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Allora Yusuf nascose una parola che adesso dirà Allah Azza wa Jalla, non l'ha pronunciata ma l'ha nascosta dentro di lui. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Voi siete in una situazione peggiore, quello che avete fatto voi è peggiore di quello che state dicendo, e Allah Azza wa Jalla sa quello che dite. Questo l'ha pensata Yusuf alayhi salam e non l'ha mostrata loro. Quindi Yusuf alayhi salam ha avuto adesso il diritto e il potere di prendere Beniamin e di lasciarlo con lui e di non farlo tornare da suo padre. Ed è quello che voleva Yusuf alayhi salam. Dissero, Ya ayyuhal aziz, oh potente, ha un padre, un vecchio anziano, prendi uno di noi al suo posto. Noi vediamo che tu sei una persona di bene, che fai il bene. Prendi uno di noi al suo posto, non prendere lui, il più amato dal padre. E già per colpa loro ha perso Yusuf.
Ma Yusuf a.s. dice: Ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indah. La giustizia è di prendere quello che abbiamo trovato, la coppa rubata nelle sue provviste. Inna idhan la zalimun. Se prendiamo un altro al suo posto, allora siamo ingiusti, quella è ingiustizia. Ma lui che va preso. E così suqita fi aydihim. Non sapevano più cosa fare. Hanno dato il patto al loro padre, hanno giurato di riportarlo indietro, ma hanno perso anche il secondo fratello. Dice Allah Azza wa Jal: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Quando persero le speranze di riportare loro fratello, si fermarono a parlare. خلصوا نجيا قال كبيرهم, disse il fratello più grande: ma non sapete voi, non vi ricordate che avete dato il giuramento a vostro padre di riportarlo indietro con voi? Dunque non lascerò questa terra finché, disse, avete dato il giuramento a vostro padre e prima di lui, di questo figlio, avete perso Yusuf. Disse: non lascerò questa terra finché mi permetterà mio padre di tornare, oppure che Allah decida qualcosa per me. Così disse il loro fratello più grande. Poi disse: irji'u ila abikum, tornate da vostro padre e ditegli: oh padre, tuo figlio ha rubato. Stavolta c'è verità. Tuo figlio ha rubato. E testimoniamo solo ciò che sappiamo. E non potevamo conoscere l'ignoto, non potevamo sapere che avrebbe rubato o che sarebbe andata così. E chiedi alla città, al paese in cui eravamo, il fatto che ha rubato, tutto l'Egitto lo sa, non è una cosa nascosta. E chiedi alla carovana con cui siamo arrivati, wa inna la sadiqun, e siamo sinceri. Guarda come hanno parlato rispetto a quello che hanno detto con Yusuf alayhi salam. Le parole sono quasi uguali, tranne che la prima erano in bugia e la seconda erano sinceri. Dice Allah Azza wa Jal: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Disse Jacob
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. Disse, le cose non sono come avete detto voi che ha rubato, perché non fa parte del suo comportamento. Il padre sa l'akhlaq, il khuluq was-sajiyya, il comportamento, l'abitudine dei figli. Non può essere che il figlio abbia rubato. Wa innama sawwalat lakum anfusukum amra. La vostra nafs vi ha fatto tramare qualcosa, vi ha fatto tramare qualcosa. Fa sabrun jamil, bella pazienza. Cos'è il-sabr al-jamil? Lo vedremo fra poco, che lo spiegherà Yaqub con le sue azioni. Il sabr, la pazienza, e c'è la pazienza, la bella pazienza, sabr al-jamil. Poi dice Allah tabaraka wa ta'ala, asa Allahu, le parole di Yaqub, asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a. Fa sabrun jamil, bella pazienza, chissà che Allah azza wa jal me li riporti indietro tutti quanti. Innahu huwa al-alim al-hakim. Allah azza wa jal è il sapiente ed è il saggio. Yaqub alayhi salam non ha perso le speranze, perché sa che la visione, il sogno che ha fatto Yusuf è verità e che si deve avverare. Quindi la sua speranza in Allah subhanahu wa ta'ala non è mai mancata. Poi dice Allah azza wa jal, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف. Poi si allontanò dai suoi figli e disse, Ya asafa, che dispiacere che ho per Yusuf. E i suoi occhi diventarono bianchi dalla tristezza. Dalla tristezza diventò cieco Yaqub alayhi salam, perse la vista, i suoi occhi si imbiancarono. فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Disse ai fratelli, per Allah continui a ricordare Yusuf finché ti indebolisci e ti ammali e ti rovini. Disse Yaqub, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Io le mie lamentele e la mia tristezza le rivolgo ad Allah azza wa jal. Non mi sto lamentando con voi, ma mi sto rivolgendo ad Allah azza wa jal. E questa è il sabr al-jamil, la bella pazienza. La pazienza dove non c'è lamentela. Tante volte ti si dice qualcuno, comincia a parlare, si lamenta, si arrabbia, parla di questo, poi alla fine fa sabr. Sabr, prima di parlare sabr. Il sabr, il bel sabr è quando ti lamenti con Allah subhanahu wa ta'ala, non in senso di lamentela per quello che succede, ma in senso di dua, di richiesta ad Allah azza wa jal che risolva la situazione. Così disse Yaqub, e poi disse وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Io so da Allah ciò che voi non sapete. Sapeva la visione che ha avuto Yusuf alayhi salam. Quindi questo dolore di aver perso il secondo figlio ha ricordato a Yaqub alayhi salam la perdita di Yusuf alayhi salam. E questo succede a molte persone. Quando hanno avuto un trauma o una tristezza, quando arriva qualche altra tristezza gli ricorda ciò che è passato. كما قيل لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتدراف الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك. طيب, facciamo l'adhan inshallah, poi finiamo questo capitolo inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dice Yaqub alayhi salam dopo queste parole: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. O figlioli, andate e cercate Yusuf e suo fratello e non disperate e non perdete la speranza in Allah, poiché solo i miscredenti perdono la speranza in Allah. Quindi, fratelli, guarda Yaqub alayhi salam, nonostante tutto, nonostante gli anni sono passati, nonostante si sia aggiunta una musiba ad un'altra musiba, non perde le speranze in Allah tabaraka wa ta'ala, perché le cose vanno per volere di Allah azza wa jalla e per decreto di Allah tabaraka wa ta'ala. La tayasu min rawhillah. Queste parole che dice Yaqub sono da applicare nella tua vita quotidiana. Mai disperare del fatto che Allah azza wa jalla risolverà le cose. Non perdere mai la speranza in Allah subhanahu wa ta'ala, poiché Allah azza wa jalla dà e toglie per la sua hikmah, e stringe e apre per la sua hikmah subhanahu wa ta'ala. Ma il muslim non perde mai la speranza in Allah subhanahu wa ta'ala, perché, come dice Yaqub, non fa parte del comportamento del muslim perdere le speranze in Allah subhanahu wa ta'ala. Non fa parte del muslim, della sua aqida, del suo comportamento, della sua situazione, di perdere le speranze in Allah azza wa jalla. Tante volte ti passano nella vita tante difficoltà, non trovi casa, non trovi moglie, problemi con i figli, non trovi lavoro, non hai soldi. Queste sono dunya, a volte anche nelle questioni di din trovi difficoltà, eppure mai mollare, anche se si allunga. C'è chi ha passato anni di difficoltà, poi Allah subhanahu wa ta'ala ha risolto. Ma tu come muslim non deve far parte della tua caratteristica, del tuo khuluq, della tua sagia, del tuo modo di fare, di perdere le speranze in Allah tabaraka wa ta'ala. Non fa parte dell'akhlaq dei muslimin. E partirono i fratelli ed entrarono da Yusuf alayhi salam. Disse Allah azza wa jal: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Entrarono da Yusuf alayhi salam e dissero: Ya ayyuhal aziz, ci ha colpito e ha colpito le nostre famiglie ad-dur, la fatica, il male, la fame, la difficoltà. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ, e abbiamo portato della merce che non vale quello che vogliamo, di poco valore. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلِ, dacci in cambio il rifornimento, il cibo. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, dacci sadaqa. Guarda come Allah Azza wa Jal li ha portati a sottomettersi con questa richiesta a Yusuf alayhi salam, a tal punto da venire a testa bassa a chiedere sadaqa per la loro difficoltà. Inna Allah yajzi al-mutasaddiqin, Allah ricompensa i mutasaddiqin. In quel momento, in questo momento di estrema debolezza e sottomissione e umiliazione, Yusuf alayhi salam disse: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Disse loro: sapete cosa avete fatto a Yusuf e suo fratello quando eravate ignoranti? Allora in quel momento capirono che era Yusuf alayhi salam. Inshallah, da qua ripartiamo billahi tabaraka wa ta'ala la prossima settimana. Facciamo giovedì, inshallah, chiudiamo la storia di Yusuf e se il tempo lo permette entriamo alla storia di Ayyub alayhi wa ala rasulina as-salatu wassalam. Sabato prossimo, inshallah, al-Eid, quindi siamo tutti in ferie e non si fa dars. Poi saremo tutti الغلمي مدوخ ياك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.